Bene, buonasera a tutti, ben trovati da parte del Comitato Festeggiamenti di Santa Augusta. Grazie per essere con noi. Intanto ringrazio i nostri graditi ospiti. Abbiamo Sua Eccellenza Monsignor Marcuzzo che è venuto qui questa sera a testimoniare la sua conoscenza di Albino Luciani, uomo di fede in Terra Santa. Poi naturalmente l'estensore dei tomi che andiamo a vedere questa sera, Il postino di Dio, Giocare con Dio, oltre anche allo Stupore di Dio, che è naturalmente Nicola Scopelliti, già giornalista del Gazzettino, e Don Alessio Magoga, che è direttore del settimanale L'Azione, che modererà questa serata. Il Comitato Festeggiamenti di Santa Augusta, oramai da lunga tradizione, organizza momenti di cultura. Ieri abbiamo approfondito i temi legati al mondo delle colline del Prosecco con Giovanni Carraro, e questa sera invece parliamo di una personalità che a Vittorio Veneto è vissuta e ha portato il suo grande contributo, che è stato poi Papa Luciani. Invito qui con me l'assessore alla cultura del Comune di Vittorio Veneto, Antonella Uliana, per un saluto. Grazie a tutti, grazie ai nostri ospiti questa sera, al Comitato, per continuare a mantenere questa bellissima iniziativa di affiancare all'aspetto del divertimento anche questi momenti culturali. Per noi ricordare Papa Luciani è sempre un grande piacere. L'abbiamo fatto, vero Don Alessio, molto bene, credo, l'anno scorso, l'anno della sua beatificazione, con una mostra che credo sia rimasta negli occhi, nella mente, nel cuore di tutti quelli che hanno potuto visitarla, perché ha ripercorso la vita di Papa Luciani, portando alla luce dei documenti, anche delle fotografie che erano state appunto restaurate e digitalizzate e che non erano magari mai state viste. Papa Luciani noi lo ricordiamo perché è stato il nostro vescovo prima che per essere diventato Papa, e tutti ci ricordiamo del momento in quell'agosto del 78 in cui lui venne nominato Papa, e immediatamente quella notizia si sparse da una casa all'altra provenendo dalla piazza di Roma, della sua proclamazione, con una gioia incredibile che io ricordo, purtroppo durata molto, molto poco. Mi piace ricordare da storico dell'arte Albino Luciani per ciò che ha fatto a Vittorio Veneto, e mi riferisco al suo desiderio di voler mettere in sicurezza e di pensare al restauro di tutte le opere d'arte che si trovavano nella diocesi e che avevano appunto bisogno di una conservazione, di una valorizzazione e di essere anche protette dai ladri. Ed ecco che nasce il Museo Diocesano d'Arte Sacra, che si trova all'ultimo piano del seminario, che appunto prende il suo nome. La sensibilità poi di Papa Luciani nei confronti dell'arte l'ho ben presente per l'amore che lui ha avuto nei confronti delle opere di Augusto Mürer. Infatti benedisse proprio lui il monumento in Piazza del Popolo, e anche per aver compreso fino in fondo qual era la grande portata del messaggio artistico ma anche spirituale del grande artista, scultore che è il Granzotto, lo scultore che ha lasciato quell'immagine bellissima del Cristo dei 3 giorni nella chiesa dei Frati. Ecco, per questo e per tanto altro il Papa Luciani, il nostro vescovo Luciani,
fa parte di noi. Ricordarlo e parlarne anche oggi per me è un momento importante di cui vi ringrazio molto tutti, voi, gli ospiti e anche il Comitato Festeggiamenti Sant'Augusta che ci ha pensato. Grazie allo scrittore Scopelliti per questo suo desiderio di studiare fino in fondo la personalità di questo grande. Io dico grande perché anche quando parlava era di una semplicità estrema e questa è la capacità solo dei grandi. Grazie Assessore. Io adesso direi che è giunto il momento di entrare nel vivo di questa serata e cedo la parola volentieri a Don Alessio Magoga che ci porterà a conoscere Papa Luciani attraverso gli scritti raccolti da Nicola Scopelliti e dalla viva testimonianza di Monsignor Marcuzzo, che proprio adesso verrà rivelato, compare proprio in questo libro su qualche foto, ma adesso non voglio svelare nulla e lascio a Don Alessio la parola. Grazie e buon ascolto a tutti. Un caro saluto anche da parte mia, benvenuti a tutti, agli amici presenti, a quanti ci stanno seguendo attraverso la tenda TV Radio Palazzo Carli. Un carissimo e cordiale davvero saluto. Grazie anche da parte mia al Comitato Festeggiamenti che ci ha introdotto oggi, a Roberto Bizz, all'assessore Antonella Uliana che rappresenta l'amministrazione comunale e che dà il patrocinio alle iniziative di questa settimana, anche un po' di più, dedicata a Sant'Augusta, e questo incontro si inserisce all'interno dei festeggiamenti appunto di Sant'Augusta. Questa sera parleremo, come è già stato detto, del Beato Albino Luciani, già vescovo di Vittorio Veneto per circa 11 anni, dal 59 al 70, ed è stato beatificato lo scorso 4 settembre in piazza San Pietro. Ho avuto l'onore di essere presente a quella celebrazione appunto insieme a tanti diocesani, sacerdoti, laici che hanno voluto partecipare, forse anche qualcuno di voi magari c'era in quell'occasione appunto sotto la pioggia, perché la messa di beatificazione è cominciata sotto la pioggia, poi man mano il sole ha fatto capolino e ha risolto la giornata per fortuna. Ricordo che il 26 agosto sarà la celebrazione liturgica del Beato Luciani. Per la prima volta celebreremo il Beato Luciani il 26 agosto, che è anche il giorno in cui egli fu eletto Papa, e pertanto è un'occasione in cui ricordiamo la sua elezione, ma anche lo ricordiamo come appunto Beato, e la Chiesa vive liturgicamente questo evento. Mentre il 4 settembre prossimo vivremo il primo anniversario della beatificazione e il nostro vescovo celebrerà in cattedrale una messa in particolare coinvolgendo la diocesi il 4 settembre in cattedrale a Vittorio Veneto. Come già l'assessore Antonella Uliana prima ricordava, qui a Vittorio Veneto nel corso dell'anno della beatificazione sono state realizzate diverse iniziative, una fra tutte appunto la mostra Palazzo Todesco, realizzata di concerto tra il comune e la diocesi di Vittorio Veneto. Ha avuto un buon successo, davvero anche di grande qualità l'effetto che ha potuto dare per ripercorrere le tappe principali della figura di Luciani. Questa sera parliamo di 2 volumi, come è già stato detto. In particolare Giocare con Dio e Il postino di Dio, sono questi 2 volumi che ho qui davanti a me. Lasceremo un po' sullo sfondo, ma forse faremo qualche citazione anche dello stupore di Dio, vita di Papa Luciani, tutti e 3 scritti da Nicola Scopelliti, che è alla mia destra e che appunto ha ripercorso, grazie anche alla figura di Monsignor Francesco Taffarel, la figura, i tratti caratteristici di Papa Luciani. Nicola Scopelliti chi è? Giornalista professionista, ha lavorato per oltre 30 anni al Gazzettino, ricoprendo ruoli di responsabilità. È stato collaboratore e portavoce di Sua Beatitudine Fuad Tual, patriarca di Gerusalemme, e ha continuato e continua anche oggi la sua attività di pubblicista riguardante il Medio Oriente, in modo particolare la Chiesa Cattolica in Terra Santa, un ambito cui è particolarmente legato, e grazie appunto di essere qui e di proporci questi testi sui quali appunto ora ci soffermeremo.
Una parola ulteriore di presentazione di Sua Eccellenza Giacinto Bulos Marcuzzo, alla mia sinistra, Vescovo Ausiliare Emerito del Patriarcato di Gerusalemme e Vescovo titolare di Emmaus, che questo titolo rimane, non si diventa emeriti dal punto di vista del Vescovo titolare di Emmaus. È nato a San Polo. Nel 1945 è entrato nel seminario minore Istituto Missionario San Pio X di Oderzo. Su questa realtà avremo modo di soffermarci perché è una particolarità, direi molto caratteristica di quella che è la nostra diocesi e della figura di Don Pietro Mazzarotto. Poi, giovanissimo, solo i 15 anni, è partito per la Terra Santa, è entrato nel seminario minore di Beit Jala, giusto? Si dice così? E lì ha cominciato tutto il suo percorso, è diventato sacerdote, vescovo e continua il suo ministero vivendo ancora oggi a Gerusalemme. Ogni tanto fa qualche capatina nella sua terra d'origine. Ma veniamo a noi, e mi rivolgo a Nicola Scopelliti e pongo un po' la prima domanda. Sono 3 i volumi questa sera, porteremo il nostro sguardo in particolare su 2, Giocare con Dio, Postino di Dio. Dicevo che sono scritti che ci aiutano a scoprire la figura di Albino Luciani grazie alla frequentazione in particolare di una figura, Monsignor Francesco Taffarel, morto nel 2014, parroco di Tarso e precedentemente anche di altre parrocchie, ma ha avuto una relazione, come potremmo dire, particolarmente intensa con Luciani. Perché? Ecco, se puoi spiegarci qualcosa di lui e di quanto è importante per ricostruire e conoscere la figura di Luciani. Buonasera, buonasera a tutti, mi associo ai ringraziamenti che ha fatto prima Don Alessio. E devo dire che il mio interessamento per Luciani risale al 1979, ad aprile del 1979, quando in stazione a Conegliano conobbi per puro caso Don Francesco Taffarel. Io andavo a Belluno, vedo sto prete vestito con la talare, con uno zainetto e con un paio di scarponi ai piedi. Dico, è impossibile sto prete con gli scarponi, qualche cosa ha detto non va. Per fortuna, ci siamo seduti uno di fronte all'altro su sto famoso trenino che ci portava a Belluno. Io non ho difficoltà ad allacciare rapporti con le persone, allora ho incominciato a parlare e a dialogare. Abbiamo dialogato fino a Belluno di tutto, della montagna, che lui andava a Calalzo a fare il rifugio Padova, e poi salutandoci mi dice: perché non vieni a trovarmi? Beh, non costa niente, un giorno alla settimana facevo il riposo, in genere non riposavo mai la domenica, e riposavo un giorno infrasettimanale, e così ho deciso di andare a iniziare a frequentarlo. Ho incominciato a frequentarlo anche perché la sorella faceva un ottimo caffè e faceva dei biscottini meravigliosi, allora io non potevo rinunciare, essendo goloso, né a caffè né a biscottini. Da lì è nata questa lunga amicizia. A settembre, sempre del 79, lui iniziò mi disse per la prima volta che era segretario di Luciani. Io ho detto, segretario di Luciani, sapevo che c'era sto Papa, ma non lo conoscevo. Mi era piaciuto il suo comportamento sin dall'inizio. Mi era piaciuto che aveva fatto delle novità più che altro esterne, tipo la tiara, la sedia gestatoria che aveva rifiutato all'inizio ma poi gliel'hanno imposta. Mi aveva il suo modo di parlare semplice ma profondo, non banale. E dico io, cominciamo a interessarci di questo pontefice. Frequentando con gli anni Don Francesco riceveva nel frattempo tanti inviti a scrivere degli articoli, inviti a rispondere a delle interviste, inviti a fare delle testimonianze. Mi è arrivata la prima persona che ha steso una biografia su Luciani, la regina Kummer, che Don Taffarel ha contribuito moltissimo alla stesura di quel libro, anche su invito di Monsignor Ghizzo, che allora era vicario generale. È stata una pubblicazione molto interessante che ha dato il via a tutto.
Don Francesco, arrivano altri inviti, arrivano altre bozze, arrivano altri biglietti in cui invitavano Don Francesco a leggere. Don Francesco più che altro faceva il parroco, non faceva oltre che lo studioso, il revisore o l'editor, si dice oggi, dei libri. E mi passava tutto sto materiale a me. Io, viaggiando sempre in treno quando andavo al lavoro, sfruttavo e leggevo questi testi. Mettevo le mie osservazioni sempre a matita, che poi Don Francesco valutava o meno. Un giorno, mentre prendevo sto caffè, mi dice: ma perché non scrivi tu qualche cosa per quanto riguarda la biografia di Luciani? Ti do a disposizione tutto il materiale che ho. E vi posso assicurare che di materiale Don Francesco ne aveva bizzeffa veramente. Non so dove sia andato a finire tutto sto materiale, anche perché, per esempio, ricordo molto bene che nella canonica di Tarso, prima, a fianco alla porta d'entrata della cucina, c'era un bel quadro con delle pagine, delle agende di Albino Luciani, che scritte a macchina da Don Francesco, e che io onestamente ho pubblicato in un volume, e spero, non so dove siano andate a finire queste pagine. Io le ho viste 2 giorni prima della morte di Don Francesco, e non so, ma sarebbe stato bello che queste pagine rimanessero in diocesi in un certo senso. Non dico in canonica, ma in vescovado sì. Erano 6 pagine, ricordo molto bene, su una cornice marrone, ma io non so che fine abbiano fatto queste pagine qua. È un peccato, perché sarebbe stato bello, perché erano di proprietà proprio di Don Francesco. Don Francesco aveva un'altra abitudine: teneva dei diari che riguardavano il suo rapporto con Luciani. Cioè, oggi l'ho accompagnato a Cessalto a fare la visita pastorale, ci siamo alzati alle 5 del mattino, è venuto il vescovo, segnava tutto, era abbastanza pignolo nel segnare tutto. Scusa se interrompo un istante, Prego, forse no, è bene bello, dire bello. anche il periodo in cui Monsignor Taffarelli è stato segretario di Luciani. Sono gli ultimi anni, Gli ultimi anni, dell'episcopato sì, di Luciani. gli ultimi 3 anni, sì. Quindi si riferisce il suo servizio del segretario e anche il materiale che lui ha messo in qualche modo da parte è relativo a quegli ultimi 3 anni. Sì, negli ultimi 3 anni. Don Francesco, quando è stato chiamato per diventare segretario del Papa, Luciani gli telefonò e gli disse: vieni, non puoi, ma vieni domani mattina alle 8 in vescovado. Don Francesco mi raccontava che aveva avuto un po' di paura, dice: cos'è che ho combinato? Il vescovo che mi chiama, giovane sacerdote, ordinato da lui. Don Francesco si reca in vescovado, bussa al portone del castello, il Papa stesso il vescovo gli apre la porta, lo fa accomodare e gli dice: io avrei piacere che tu facessi da segretario per qualche anno. E non voglio che tu ti abitui a camminare sui tappeti e avere le posate d'argento, anche se qua in vescovado non ce ne sono. Don Francesco rimase, disse: accetto, perché non poteva fare altro. Ed è stato il suo secondo accetto. Il primo l'ha detto quando è diventato sacerdote, quando è stato chiamato dal rettore per andare davanti al vescovo per l'ordinazione sacerdotale, e la seconda volta è stata quando accettò di diventare segretario del vescovo. Ma non fu un semplice segretario, Don Francesco lo dice. Per Luciani Don Francesco divenne un amico, un confidente. Non dico un confessore, perché Luciani andava a confessarsi a Vedana, nella famosa abbazia, santuario a Vedana, dove l'accompagnava, però è diventato veramente un suo amico. Al punto tale che quando lui era patriarca a Venezia, attraverso un fax personale che aveva nel suo studio, mandava tutti gli interventi a Taffarelli per leggerli, per vedere se erano comprensibili o meno. Don Francesco mi dice di iniziare a mettere le mani su tutto sto suo materiale. Io ho iniziato a scrivere la mia biografia sullo stupore di Dio su Luciani,
che devo dire sinceramente ha avuto un grande successo, e questa è la seconda edizione completamente riscritta dopo la morte di Luciani. Ho ampliato tantissime cose, ma continuo sempre a firmare con Don Francesco Taffarelli. Sono molto riconoscente a Don Francesco Taffarelli. Ma Don Francesco Taffarelli, oltre a tante cose, mi ha lasciato 3 volumi scritti a macchina, un foglio A4, dove lui raccoglieva tutti i motti, le belle frasi che Luciani diceva durante le visite pastorali, scriveva nei suoi articoli, nelle sue testimonianze. Sono 3 volumi grossi. Io per fare questo qua ne ho dovuti mettere da parte oltre 1000, perciò figuriamoci, perché l'editore ha detto altrimenti mi viene un libro mastodontico, ma poi sono sincero, non volevo bruciare tutto il materiale che ho su Luciani, perché un domani tutto quel materiale andrà in diocesi, ma non quello che ho io su Luciani andrà in diocesi, ma non fuori diocesi, ecco, perché non concepisco che la diocesi di Vittorio Veneto non debba avere niente, ma Roma debba avere una fondazione, e Belluno una fondazione, Vittorio Veneto, dove è stato veramente pastore, ha iniziato il suo essere pastore, non deve avere nulla, però sono fatti. Noi abbiamo la casa Belluno sì, è nostra, però gestita, Canale d'Ago. Gestita dalla fondazione. Vabbè, però per fortuna, bellissimo il museo che c'è nella casa di Luciani, abbiamo avuto modo di vederlo anche di recente. Prendo questo materiale che ho, lo seleziono, che lui l'aveva già selezionato, aveva scritto su sta copertina celeste di questo ciclostilato, che erano ciclostili, foglie di ciclostili che sono più lunghe di questi, aveva scritto Catechesi senza mitria. Catechesi senza mitria. Io quando ho proposto questo titolo all'editore, l'editore mi ha detto sì, bello, no, vabbè, io ho detto io voglio quel titolo, altrimenti non vi do il materiale, cioè bisogna essere un po' ricattare gli editori perché loro ricattano noi. Abbiamo trovato Giocare con Dio questa, perché è Luciani stesso che lo dice, e allora ho accettato. Qui ci sono tanti aneddoti, è un buon libro per me di meditazione, sia per i laici che le suore, ma anche i preti, delle frasi che possono far riflettere. Ma mentre pensavo a sta copertina qua, in alcune fotografie che mi erano state fornite nella stesura di questo primo libro, che ci sono anche in questo primo libro delle testimonianze, trovo questa foto. Come sono abbastanza fotogenico, io capisco proprio, vedo molto bene i visi delle persone, li riconosco, ho detto ma questa persona io la riconosco, ho riflettuto e questa persona è Monsignor Giacinto Marcuzzo. Il primo qua è Giacinto Marcuzzo, 15 anni. A 15 anni, che era al San Pio X a Oderzo, e da lì quel giorno lui, ma ci facciamo raccontare da lui che cosa accadde quel giorno. Ecco perché c'è questa copertina qua. Poi su Don Francesco posso approfondire sempre di più. Vorrei dire anche un'altra cosa che mi sembra importante: i proventi dalla vendita di questi libri andranno a beneficio delle suore di Madre Teresa di Calcutta a Gaza. Ecco, magari anche su questo dopo assolutamente torniamo. Sì, assolutamente sì. Spiegherò com'è nata anche la passione di Gaza. Monsignor Marcuzzo sa che Gaza, la striscia di Gaza è un disastro. È una situazione molto difficile. Quindi prendiamo spunto da questa copertina, sveliamo il mistero. Allora Albino Luciani qui alla mia sinistra e Monsignor Marcuzzo alla destra. Il vescovo qui alla destra, Monsignor Visentin, il microfono. Ecco. A lei la parola, Monsignor Marcuzzo. Ci spieghi un po' questa foto, che cosa ci sta dietro, il rapporto che lei ha avuto con Luciani e anche il rapporto che Luciani ha avuto con l'Istituto San Pio X, l'istituto missionario che ha mandato in Terra Santa diversi seminaristi, alcuni diventati sacerdoti, altri anche vescovi. Dunque, è una piccola storiella, come le altre, sono tutte piccole, aneddoti quasi, però significativi. Hanno lasciato un'impronta. Facevano un'impressione. Allora vi racconto questa storia. Siamo in giugno del 1960.
io ero in terza media, alla fine della terza media, e alla scuola apostolica di Oderzo e all'istituto missionario San Pio X di Oderzo, la prima domenica di giugno si faceva una festa, conclusione dell'anno scolastico, veniva il vescovo, venivano tutti i genitori, tutti gli amici del seminario, dell'istituto, eccetera. Era il cortile pieno e a un certo punto si dava un premio al miglior seminarista dell'anno. 3 premi, primo, secondo, terzo premio. E dopo vi dico chi era il secondo premio. Il primo dunque ha toccato a me quell'anno. A un certo momento mi chiamano per ricevere questo diploma. E chi era? Era il vescovo Luciani. Il vescovo Luciani prende il diploma, legge il mio nome, Giacinto Marcuzzo, bene, complimenti, però ricordati che è solo un pezzo di carta. È solo un pezzo di carta. 3 anni di lavori, è solo un pezzo di carta? Va bene, io ho ricevuto, l'ho ringraziato, eccetera, eccetera. Vado al mio posto con papà e mamma. Mia mamma... Sapete che le mamme sono sensibili a come si comportano i figli, no? Eccetera. Cosa c'hai? Non c'è qualcosa che non va? No, niente, no, tutto a posto, no. No, dimmi, cosa c'è che non va? Il vescovo mi ha detto che è un pezzo di carta. La ragione. La mamma ha dato ragione al vescovo. Devi imparare l'umiltà. Perché hai ricevuto un pezzo di carta così, ti devi... No, non devi essere orgoglioso. Devi essere umile. La ragione. Va bene. Vedete come altri fatterelli così, aneddoti così, piccoli ma significativi, lasciavano un'impronta, caro mio. E altri dopo che racconteremo. Questo è successo a Oderzo nel giugno del 1960, 63 anni fa. Questa fotografia è di quell'anno. Volevo dire che Papa Luciani, Albino Luciani, non è andato mai in Terra Santa e io ho messo quella foto perché ha anche un doppio significato. E non è andato mai in Terra Santa, né da prete, né da vescovo, né da cardinale e soprattutto né da Papa perché è durato pochi giorni. Il 3 settembre la diocesi di Vittorio Veneto, insieme alle diocesi di Venezia e di Belluno, ha fatto il pellegrinaggio normale per rendere omaggio al nuovo pontefice che proveniva da queste diocesi qua. È stato ricevuto Don Francesco Taffarel, che lui ha pubblicato nell'immaginetta in occasione del 50° di ordinazione sacerdotale questa foto dove si vede Luciani che parla con Taffarel. Se si guarda molto attentamente questa foto, Taffarel non ha aperto bocca di quanto era emozionato. Poi lui l'ha scritto nel suo diario. Ha solamente ascoltato quello che gli diceva Luciani. Ricordo molto bene che lui ha datato 3 settembre ore 23:30 nella sua pagina, mi sono dimenticato di portarlo. Ha detto che Luciani gli ha raccomandato molto di essere un bravo sacerdote, di continuare a essere un bravo sacerdote, di perfezionare le sue prediche perché ci sono degli aneddoti per quanto riguarda le prediche, di perfezionare le sue prediche. Prima di salutarlo gli ha detto: preparati che andiamo in Terra Santa. Luciani, uno dei primi Angelus che ha fatto, si è rivolto proprio per la pace in Terra Santa, cioè ha avuto sempre, anche se non è andato, questa attenzione verso la Terra Santa, dove c'era allora il campo, l'incontro tra Begin e Arafat per siglare la pace a Camp David. Luciani nel suo Angelus l'ha ricordato ed era quell'Angelus dove ha parlato, che poi interpretato anche bene o male dai giornalisti che non riflettono, cioè la categoria dei giornalisti è brutta, quando ha detto quel famoso padre ma è anche madre. Ecco, perché lì a proposito c'è un bellissimo intervento di Benedetto XVI sul Gesù di Nazareth, dove lui chiarisce che cosa ha voluto dire veramente Giovanni Paolo I. Bene, ecco perché ho pubblicato anche quella foto, perché c'è un legame, perché già Monsignor Marcuzzo partiva per la Terra Santa, ma c'erano 4 o 5 allora.
Erano 6. Sì, riprendiamo allora il percorso della Terra Santa. Monsignor Giacinto Marcuzzo deve prendere il microfono, altrimenti non la sentono. Anche dei ricordi personali, oltre a questo episodio, lei ha avuto modo di incontrare anche in altre occasioni Luciani. Quale ricordo ha? Che tipo di persona era? Ma se permetti sì? un po', sapete cos'è la scuola apostolica? No. Sapete cos'è l'istituto missionario San Pio X? No. Allora merita una piccola spiegazione. Un grande sacerdote della nostra diocesi, Domenico Visintin, Domenico che avete certamente di cui avete sentito parlare, forse avete anche conosciuto. Chi l'ha conosciuto per caso? No, nessuno. Ecco, sì. Era un grande sacerdote, un grande animo missionario. Aveva tante opere, era anche benestante di famiglia, eccetera. È diventato parroco di Oderzo per tanti anni, quanti? 50 forse? 50 anni? Dal 19 al 69, 68, 69. Una cosa incredibile. E ha fatto tante opere, tra queste ha fatto anche la scuola apostolica del Sacro Cuore, si chiamava così, Scuola Apostolica del Sacro Cuore di Oderzo, per le vocazioni diocesane e missionarie. I due scopi. Nel 1933, dopo aver fondato questa scuola apostolica, va a Gerusalemme, trascorre una notte di preghiera al Santo Sepolcro. Dopo questa notte passa dal patriarca, gli dice: Beatitudine, io ho un piccolo seminario, un vivaio per vocazioni missionarie e diocesane. Se io le mando qualche sacerdote, qualche vocazione, lei ha possibilità a un seminario per poterli curare, per poterli preparare al sacerdozio? Certo, mandateceli. Si è incoraggiato sempre di più e dopo il patriarca stesso è venuto a visitare la scuola apostolica nel 1934 e subito sono partiti 3 seminaristi, di cui posso ripetere il nome: Antonio Buso di Oderzo, Antonio Pin, sempre di Oderzo, e anche dopo Mario Furlan di Mansuet. Dopo è partito anche Luigi Favero di Lutrano, Sante Visentin di Colfrancui e altri così. Dopo alcuni sono ritornati, sono diventati sacerdoti qui, comunque è andata così. Sono diventati tutti sacerdoti eccellenti, li ho conosciuti uno a uno, hanno fatto cose meravigliose, missionari straordinari. Come missionari ma anche come opera sociale, perché quei paesi erano nati in quei momenti. Pensate che la Giordania è nata nel 1946, era nuova, non aveva niente, la Giordania era un deserto. Ha avuto scuole, ospedali, tutto per merito del patriarcato, di questi missionari. Hanno fatto veramente tanto e guardate un po', quando sono morti negli anni 90, all'inizio degli anni 2000, così, hanno voluto i suoi parrocchiani che fossero sepolti vicino alla loro chiesa, nella loro parrocchia, non nel cimitero. Non si poteva, si doveva mandare i morti naturalmente in cimitero. No, assolutamente hanno voluto, persino per Abuna Sante Visentin di Oderzo, di Colfangrui, ho dovuto io insistere presso il primo ministro di Israele perché i parrocchiani potessero seppellire il Don Sante Visentin vicino alla loro chiesa. Pensate un po', un permesso speciale del primo ministro ci è voluto, perché volevano bene a questi missionari, hanno fatto tanto del bene. E adesso in ogni parrocchia, quasi in ogni parrocchia, c'è qualcosa che ricorda il loro nome, una strada, il patronato, una sala, qualche cosa. Meno Lutrano. Ho insistito tante volte, manca ancora. Forse potrebbero farla. Comunque, nel 1945 cosa succede? Il vescovo Beccegato, di Vittorio Veneto, prende la scuola apostolica come seminario minore. Secondo seminario minore. Aveva già il seminario minore qui, e il secondo seminario minore a Oderzo, della Bassa, seminario della Bassa si diceva. E Domenico Visentino non si è scoraggiato, ha rifondato anche lui una nuova fondazione per le missioni, l'Istituto Missionario San Pio X nel 1956. 1956 era stato appena beatificato, canonizzato Pio X, Istituto Missionario San Pio X.
soltanto, non per le vocazioni diocesane, vivaio di vocazioni missionarie, diceva lui. E io sono partito da quell'istituto, nel 60 siamo partiti in 3, e dopo nel 62 sono partiti altri 3, siamo arrivati 4 sacerdoti, che conoscete tutti, uno di Vittorio Veneto, Pietro Felette, chi lo conosce? Pietro Felette, bene, di Sant'Andrea qua, di Sant'Andrea. Dopo Rai di San Polo di Piave ha dato anche un certo Ilario Antoniazzi, che adesso è vescovo di, sapete? Tunisi, vescovo di Tunisi. Chi lo conosce? Sor Maddalena, molto bene. Dopo Aldo Tolotto di Motta di Livenza e chi? Ah sì, Monsignor di Cinte, 4, è vero, sì. Va bene. Ecco, siamo ancora là e rimaniamo là perché fa una differenza tra questi sacerdoti, anche se non c'è differenza tra i sacerdoti, essenzialmente sono tutti uguali, tutti lavorano bene, ma andare fidei donum è andare un po' come funzionare per un certo tempo, dopo si ritorna in diocesi. No, bisogna amare la terra, quella terra, fino al punto di rimanere per quella terra sempre in quella terra, per quella terra e sempre in quella terra, per quella popolazione sempre in quella missione. Fa un po' di differenza, perché appunto un giorno ha fatto il Papa Luciani, ha scritto una lettera, scriveva lettere pastorali missionarie ogni anno, stupende, sono stupende a proposito. In una di queste ha detto: la Chiesa tutta deve essere missionaria, tutti i cristiani devono essere missionari, non è soltanto compito del Papa e degli istituti missionari e della propaganda fide di essere missionari. Tutta la Chiesa deve essere, tutti i vescovi, tutti i sacerdoti, tutti i laici devono essere missionari. E ha fondato, come sapete, dopo tanti sacerdoti sono andati fidei donum in Africa, a Burundi e in Brasile, e dopo ha mandato anche alcune laiche. Nel 66 ha cominciato a mandare le laiche. Forse ancora adesso ci sono, forse no, non ci sono più adesso. La diocesi non è più. Comunque aveva questo spirito missionario Papa Luciani, che ha fatto tanto del bene. Un piccolo particolare: quando noi siamo partiti avevamo quanti anni? 15, 14, 16 anni. Io avevo 15 anni. Pensate un po', andare a 15 anni? Eravamo matti? Eravamo un po' speciali? No. Non eravamo proprio niente, non avevamo l'idea di essere speciali. Soltanto volevamo essere coerenti con noi stessi, con la vocazione che sentivamo dentro. E questa è la cosa, e comunque per i genitori, per i superiori era un impegno, era una responsabilità. Mazzarotto si è rivolto al vescovo. Al vescovo chi? Luciani, naturalmente. Il vescovo Luciani non ha detto niente. Non ha detto sì, non ha detto no. Anni dopo qualcuno gli ha chiesto: ma perché allora non ha detto niente? Avevo paura di essere compromesso in qualche fantasia di giovani che partivano così alla garibaldina, e per questo non ha detto niente. Non voleva incoraggiare perché c'era questo pericolo di... Comunque non ha detto niente, ma sappiamo che incoraggiava, e infatti tutta la sua opera missionaria è stata eccellente dopo. Grazie. Si è intervenuto molto, pensavo proprio a incoraggiare l'iniziativa missionaria della diocesi in Burundi e in Brasile. Per quel che riguarda la nostra diocesi, un impulso missionario molto forte. Spezzerei una lancia a favore dei preti fidei donum, che generalmente sono preti diocesani che partono per un'esperienza volta a uno scambio, interscambio tra diocesi, ma potremmo dire non nascono missionari, mentre per quanto vi riguarda voi siete proprio nati dal punto di vista vocazionale con l'idea della missione e di donare dunque tutta la vostra vita in questa prospettiva in altre terre e in altri popoli. Allora, se volete sentire ancora un po' più di profondità questo qui, tutto dipende da una lettera apostolica del Papa Benedetto XV del 1919, che si chiama questa lettera Maximum Illud, non importa, si chiama così, ecco. E questa lettera cosa faceva?
insisteva sulla decolonizzazione delle missioni. Le missioni erano troppo coloniali, troppo attaccate alla Francia, attaccate all'Italia, attaccate No, dobbiamo decolonizzare le missioni. Bisogna mandare i missionari a prepararsi in missione, una cosa. Bisogna preparare le missioni e bisogna fare dei vescovi missionari delle diocesi missionarie stesse. Ha fatto una grande rivoluzione questa lettera apostolica, enciclica anzi. E la diocesi qui di Vittorio Veneto, sarebbe interessante vedere come mai la diocesi di Vittorio Veneto è stata veramente riempita di questo spirito, di questa lettera. Tra questi si è molto incaricato di questo spirito il famoso Domenico Visentin. E tutto nasce da questa lettera. Bisogna mandare i missionari in missione a prepararsi in missione, non formarsi qui e andare dopo, non impareranno mai la lingua, soprattutto la lingua araba, che non è facile, Eppure l'abbiamo imparata come loro, ci hanno accettata, anzi, scusate un po', non è superbia, è semplicità. Sono professore all'Università di Letteratura Araba e ho fatto la mia tesi di letteratura araba in letteratura arabo-cristiana antica. Non è mica facile, ma è bello, è bellissimo. La lingua araba è bellissima, bellissima. Non sto qui adesso a parlare di questo, ma sì. Se avete l'idea di avere la voglia di imparare l'arabo, non resistete a questa tentazione, perché avrete un grande piacere. Quindi è un invito ad andare in Terra Santa, questo mi pare di capire. Andiamo verso la conclusione. Nicola, 2 parole su questi 2 libri in particolare, Giocare con Dio e Il postino di Dio. In tutti e 2 i casi, mi pare di capire, si tratta di espressioni di Albino Luciani, attraverso le quali o lui o qualcun altro definisce un po' la sua identità. Il postino di Dio raccoglie vari interventi, tra questi anche la testimonianza di Benedetto XVI, c'è un contributo anche del nostro vescovo Corrado Pizziolo. Giocare con Dio potremmo dire più nella prospettiva forse della catechesi, come Luciani faceva catechesi in piccoli, così con piccoli racconti, aneddoti che però erano molto efficaci. Sì, Giocare con Dio sono proprio degli aneddoti che Don Francesco estrapolava dagli interventi di Luciani, dalle prediche di Luciani, che lui metteva nero su bianco per non perdere la memoria di questi pensieri. Lui ha detto che se sapeva che Luciani sarebbe diventato vescovo e papa, avrebbe conservato ancora di più altro materiale, ma materiale ne aveva bizzeffa veramente di Luciani. Invece quest'altro, Il postino di Dio, era per non far perdere ancora la memoria di Luciani, di persone che col passare degli anni, che la carta d'identità non perdona. Sono tutte persone che io conosco personalmente e che ho contattato per chiedere un intervento, un ricordo di Luciani. Dal cardinale Sarà a Moraglia, a tanta gente che hanno avuto modo di conoscere Luciani. Un cardinale mi ha detto di no, che non condivideva il pensiero pastorale di Luciani. Io l'ho ringraziato ugualmente, ci beviamo sempre qualche buon cappuccino in Borgo Pio a Roma, ma porto rispetto. E una bella testimonianza che io dico che è veramente molto bella è la testimonianza del cardinale Comastri, che ha fatto una preghiera in ricordo di Luciani. C'è l'intervento del cardinale Parolin. Parolin è venuto a Canale d'Agordo per la prima volta invitato da Don Francesco Taffarel. Vi ricordo questo, che è molto bello perché è arrivato. Don Francesco, scriviamo la lettera entrambi e la mandiamo al cardinale Parolin, che allora era nunzio in Venezuela. Ci risponde dopo qualche mese dicendo: accetto a venire a Canale d'Agordo a ricordare la figura di Luciani. E al termine dell'omelia, che lui poi mi ha mandato dalla sua email personale, che era veramente una bellissima omelia, siamo andati in sagrestia, io e Don Francesco, con una busta dove facevamo un dono per il viaggio che è venuto lì, un piccolo pensiero.
Parolin l'ha rifiutata, dicendo: io sono molto legato a Luciani come figura, a me piace tantissimo il suo modo di fare il vescovo, lo seguo tantissimo, non voglio nulla, anche perché sono in vacanza dai miei e venire da Vicenza a Canale d'Agordo per me è una passeggiata. Quella busta noi l'abbiamo fatta tramite un bonifico bancario, l'abbiamo mandata poi in nunziatura per le necessità della nunziatura. Parolin è molto legato veramente alla figura di Luciani, non per nulla è il presidente della fondazione Papa Luciani, fondazione che lui ha voluto, e grazie a quanto so io, a quanto si vocifera negli ambienti del Vaticano, della sala stampa del Vaticano e dei vaticanisti, Parolin e Cardinale Stella sono stati quelli che hanno un po' smosso le acque in Vaticano per completare sta benedetta esame di questa pratica. Io spero che presto ci sarà anche l'approvazione del nuovo miracolo, perché dice che è allo studio della commissione. Sono libri che vogliono essere una testimonianza, un ricordo, tenere sempre viva la memoria di Luciani. Per me Luciani era un uomo, sì, che non appariva tanto sui giornali, né nel bene né nel male, né quando ha avuto rogne nella diocesi di Vittorio Veneto, né a Venezia quando è stato contestato. I preti tuttora di Venezia non è che lo amano tanto Luciani, però è diventato Papa, la gente ha voluto lui. Dice che lo Spirito Santo, ma qualcuno dice che in conclave lo Spirito Santo non esiste. Ecco. Speriamo di sì, se no. Va bene, allora ricordo i titoli: Giocare con Dio, abbiamo detto, una raccolta di aneddoti e racconti sul modo di fare catechesi di Albino Luciani. Il postino di Dio, una raccolta di riflessioni, testimonianze, pensieri su Albino Luciani, tra questi appunto il cardinale Parolin, una testimonianza di Benedetto XVI e anche il nostro vescovo Piziolo, e Lo stupore di Dio. Questa è una vera e propria biografia complessivamente, no? Sulla figura di Luciani, arricchita e aggiornata. Per quanto riguarda la testimonianza di Benedetto XVI, è l'unica testimonianza intera pubblicata. Qualcuno l'ha pubblicata anche questa testimonianza estrapolandola dalla Posizio. La testimonianza dove il Benedetto XVI a qualche domanda dice non rispondo, perché poi c'è giunto che lui la trovava banale o meno, ma è aggiunto a penna. Io l'ho chiesta a Benedetto XVI personalmente, perché io conoscevo e conosco tuttora il suo segretario, e quando era a casa Mater Dei sono andato 3-4 volte a trovarlo, e prima di salutare l'arcivescovo Geswein lui mi invitava sempre di andare a salutare il pontefice. Io andavo con gioia, la prima cosa, può essere forse, domandava della famiglia e poi chiacchieravamo un po', 10 minuti, non di più. E una volta mi sono permesso di chiedere se mi dava questa testimonianza. Ha chiamato Don Georg e gli ha detto: manda quella testimonianza della Posizio. La testimonianza della Posizio Don Georg non aveva trovato meglio. Quella che erano le memores, che erano con Benedetto XVI, non hanno trovato la mia email, non so che cosa, l'hanno mandata alla casa editrice. Vabbè, è lo stesso, non mi interessa, l'originale poi mi è stato recapitato e ce l'ho io. Ecco com'è nata la testimonianza di Benedetto XVI. Un documento quasi in esclusiva, nella sua completezza perlomeno. Completo sia di tutto. Se vuoi dirci una parola e concludiamo veramente, poi lasciamo la parola brevemente anche a qualche domanda, se c'è qualche intervento in sala, appunto su queste suore di Madre Teresa di Calcutta a Gaza, appunto i proventi andranno a questo fine, a questo beneficio. Proprio un cenno su questa realtà. Sì, un cenno è che io onestamente mi sono un po' innamorato di queste suore quando una volta sono andato con il patriarca attuale a Gaza e ho visto queste suore che non hanno una casa veramente povera, al contrario diciamo che è decorosa, quella delle suore del Rosario.
Ho visto queste suore che non hanno niente, con una pentola fanno sugo, pasta, la povertà veramente, anche per le persone che curano. Io ho detto qualsiasi cosa farò, lo farò per loro. Poi quello che mi ha invogliato più di tutti è stato Comastri, che a Roma mi ha parlato di queste suore di Madre Teresa e che mi ha raccontato che lui da giovane cappellano, da giovane prete, lasciava la parrocchia per andare in India a seguire queste suore per fare, diciamo, volontariato tra gli ammalati. Da lì ho detto è inutile, bisogna far bene e si fa bene. I soldi che vanno alle suore di Madre Teresa o li porto io personalmente o li porta, come li ha portato l'ultima volta, il patriarca Pizzaballa. Ecco, lui attualmente è il patriarca. Sono sicuri che i soldi arrivano lì. Ecco. Io farei un grande applauso a Nicola Scopelliti e a Monsignor Marcuzzo e grazie degli interventi e delle testimonianze. Ecco, abbiamo ancora qualche minuto, non tantissimo, se c'è qualche intervento, qualche domanda che il pubblico intende proporre ai nostri illustri ospiti. Ecco, puoi venire il microfono. È semplicemente una curiosità, ma lei prima eccellenza ci ha detto che quella volta che fu nominato il primo seminarista, quell'anno del pezzo di carta, c'era stato poi un secondo e ci ha detto vi dirò chi è stato. Mi è rimasta la curiosità, non ce l'ha detto, chi era? È uno che è diventato vescovo in Brasile, Armando Bucciol. Lo conoscete, no? Lo conoscete, no? Ecco, anche lui è della nostra diocesi, è andato fidei donum in Brasile, dopo è diventato vescovo là, e è lui. Quello è un caso un po' particolare di fidei donum che dopo è rimasto lì, è diventato vescovo. Anche lui come fidei donum, perché di Marcuzzo si può parlare, cioè mi perdoni, di Monsignor Marcuzzo si può parlare tantissimo, ma lui non è missionario solo in Terra Santa, perché da giovane prete della Terra Santa è andato missionario fidei donum in Sud Sudan. Perciò stiamo attenti. Ed è stato il primo rettore di quel seminario lì. Ha fondato lui il seminario in Sud Sudan, a Khartoum. A Malakal, sì. Basta parlare di Monsignor Marcuzzo, però. Basta, sì. Grazie. Allora facciamo la serie dei premiati quell'anno? No. Il terzo era Giacinto Felletto. Non è diventato un sacerdote, ma è diventato un bravo professore a Conegliano, vive a Conegliano, a Parere di Conegliano. Lo conoscete, no? Giacinto Felletto. Scrive tanto, è direttore anche di scuole, è diventato, eccetera. E lui era il terzo quell'anno. Comunque, un altro episodio, sono tutti episodi quasi banali, semplicissimi, ma l'impatto. Papa Luciani era un catechista nato. Dunque, 9 anni andiamo in seminario a Gerusalemme. Non ci vediamo mai, lui non ci vede mai, non è mai venuto in Terra Santa, forse quella volta voleva venire, ma dopo non è venuto. Ma scriveva sempre, rispondeva sempre alle cartoline di Pasqua e di Natale. Sempre. Almeno una piccola cartolina rispondeva sempre. Vescovo, e mi hanno detto che nella sua macchina c'aveva un tavolino davanti dove scriveva, anche in macchina, è vero? Nel sedile di dietro. Nel sedile di dietro c'aveva un tavolino dove scriveva, va bene. Allora, arriviamo al 69, siamo ordinati sacerdoti a Gerusalemme, nella chiesa del Getsemani, con Don Aldo Tolotto. Veniamo qui per la prima messa solenne, i miei genitori si erano trasferiti a Sarano intanto, abbiamo fatto la messa solenne a Sarano, a San Polo e a Motta di Livenza dopo. Il vescovo, sempre Luciani, dice ai sacerdoti, i nostri parroci, fate venire i 2 novelli sacerdoti, anch'io mi voglio complimentare con loro, voglio baciare le loro mani unte con l'olio della consacrazione, sì. Siamo andati dunque al castello qui di Vittorio Veneto, con il parroco, Don Giuseppe di Sarano, e non ricordo il nome di quello di Motta di Livenza allora, o San Giovanni di Motta. Comunque andiamo, ci riceve. Non posso aiutarla perché nel 69 ero appena nato. Dunque andiamo
complimenti, auguri, eccetera, eccetera, e ci lascia là, ci ritiene per il pranzo. Ha detto: pranzate con noi. Durante il pranzo, la prima sorpresa, silenzio perfetto. Strano, non si parla né del Juventus né del governo. Di solito di questo e di quell'altro si parla, no? Niente, silenzio. Io sono rimasto male. Mi sono detto: forse è un'abitudine dei vescovi nel mondo intero, a pranzo non si parla, non so. No. Nessuno parlava. Alla fine del pranzo ci aspetta alla porta d'uscita, ci fa ancora i complimenti e si ferma. Allora, volete essere bravi sacerdoti? Beh, con la grazia di Dio speriamo, sì. Allora, io sono già sacerdote da più di 35 anni. Se volete vi lascio il mio segreto del bravo sacerdote. Volete che ve lo lasci? Sì, ce lo dica. Allora, siate buoni. Siate sempre buoni. Siate buoni nonostante tutto e nonostante tutto. Arrivederci. Messaggio forte e chiaro, mi sembra. Uscendo dal castello, scendendo dal castello, dico a Don Giuseppe, parroco di Sarano, e a Don Piero Mazzarotto, che erano con noi: ma come mai questo silenzio durante il pranzo? È una sua tattica catechetica. Perché? Perché crea il silenzio prima e dopo, di modo che rimanga solo quella frase. Crea il silenzio prima e dopo per dare importanza a quello che voleva che si ricordasse di quell'incontro. E dopo, se vuoi, questi aneddoti ne ho un bel po', ma non voglio prendere il tempo, se siete... Ultimo cenno e poi concludiamo. Allora, concludiamo. Sì. Dunque, siamo al 76, è già diventato patriarca di Venezia, nel 70, no? Io sono missionario nel Sudan meridionale, a Malakal, appunto. In quell'anno sono in vacanza in famiglia, e in famiglia ogni anno che siamo in vacanza la famiglia fa un giro in una città, in un posto, insieme, una gita di famiglia. Quell'anno decidono di andare a Venezia, andiamo a San Marco naturalmente, e dopo mi dico: ma adesso qui c'è il patriarca Luciani, è qua, e essere qua senza poterlo salutare? No, non avevo preso appuntamento, così proprio mi è venuta un'idea: sono qui da Luciani, senza salutarlo non è possibile. Ho detto ai miei genitori e ai miei familiari: andate dalle suore di San Giuseppe per il pranzo, vicino là, e io vado dal patriarca, per poterlo salutare almeno. Salgo le scale, trovo il segretario sopra, Don Diego, come si chiama? Don Diego. Gli dico: allora io sono tale dei tali, sono di Vittorio Veneto, conosco bene il patriarca, potrei soltanto dirgli un buongiorno, non voglio prendere tanto tempo, soltanto dirgli buongiorno. Ma no, guarda qua, tutta gente che aspetta di andare dal patriarca. Una ventina di persone che aspettavano nel salottino di attesa. No, non pretendo niente, no, per carità, non pretendo niente, ma se saprà, e lo saprà certamente, che sono arrivato fin qua e non mi hai lasciato passare, non so come reagirà. Guarda, mettiamoci d'accordo, fa così, mettiti vicino a quella colonna là. Quando lui apre la porta e lascia passare la persona che deve uscire, se ti vede e ti chiama va bene, altrimenti va via. Va bene, allora mi metto vicino alla colonna, dopo 10 minuti si apre la porta, l'uomo che era dentro parte e lui mi vede: Giacinto, mi chiama così, dopo 16 anni che non mi vedeva, mi dice: Giacinto. Una memoria incredibile, una cultura, una memoria incredibile quell'uomo. Giacinto, cosa fai qua? Vieni. Chiede permesso ai presenti, soltanto mi lascia in piedi così un momentino e mi dice: allora come stai, come stanno i nostri vittoriesi, come stanno i nostri pitergini, eccetera, eccetera. Allora tu sei qui abusivamente, vero? Mi dice così. Sì, non ho chiesto nessun permesso, ho chiesto il permesso del segretario,
non ho chiesto nessun appuntamento, ma soltanto per il piacere di dire buongiorno e di vederci un momentino. Sì, hai fatto bene a fine, però devi riparare. Come posso riparare? Allora, vedi la persona che deve entrare da me adesso? È uno del municipio. E ogni volta che viene il municipio di Venezia da me ci sono sempre problemi. Dunque, vai in cappella, dove aspettavi vicino alla colonna, c'è l'ingresso della cappella, aspetta nella cappella, lascia la porta aperta, finché è dentro quella persona devi rimanere in preghiera, in riparazione per il tuo abuso. Ma scherzando diceva questo, scherzando così. Grazie. E infatti dopo 20 minuti è uscito e sono uscito anch'io. Bene. Grazie, allora grazie ancora, concludiamo. Nicola Scopelliti, Monsignor Marcuzzo, Giacinto Marcuzzo, grazie Roberto Biz del Comitato Festeggiamenti Sant'Augusta, Antonella Uliana, rappresentante consigliere e assessore alla cultura del Comune di Vittorio Veneto. Grazie a tutti voi e agli amici che ci hanno seguito da casa e arrivederci a qualche altra occasione. Buonasera a tutti, grazie.